è bello, giustamente è anche vecchia, anche per quello inizia a essere molto più socievole. Un po' come diceva il buon Freud, ricorda il buon Galimberti, noi nasciamo con gli impulsi della sessualità, che è un impulso necessario alla riproduzione della nostra specie, l'impulso dell'aggressività, che è un impulso secondario successivo all'impulso della sessualità per la difesa della specie, e successivamente basta, il nostro compito l'abbiamo fatto e rientra la tra virgolette pace dei sensi, no? Dove non c'è più la sessualità né tantomeno l'aggressività, e probabilmente anche nei cani è la stessa cosa. Non capisco l'istinto del mio cane di star sempre a pelo dei burroni, c'è una roba è calamitata dai burroni. Perché c'è l'airone cenerino che sta andando in su come noi, no? E forse quindi lei vuole suicidarsi? Potrebbe essere. Vedi tu? Sì. Siamo in mezzo a sto canyon fantastico, no? E sti qua mi parla della salita di Amazon. Ma io mi dice è possibile. A punti faunistici. Le camere non sono socievoli, mentre gli asinelli mi sembra proprio sia solo da trovarli. Ciao asinello, vieni qui. Stai guardando il CP? È brutto sto CP. Asinello, dai, vieni qua, dai, vieni, bravo. No, non è convinto, un po' viene avanti, poi con la zampa anteriore destra ha indietreggiato e adesso dice non lo so. Mi preparo per scappare, arrivo. Ma è un CP, non fa niente, spussa e basta, vieni qua. Ti tiro sulla Emmy, vuoi vederla? Hai visto? Come ti batte il cuore, amore? Ma no! Guarda, e cocò i galli chi viene vedere. Tu? Contro, gli dice, chi sti qua? Io foresti sti qua, e chi? E chi sei tu, fiolti? Ragazzo, 14 km a piedi da prima mattina, magari li senti. Tu come facessi a sapere che è abbandonato? Ti ha detto qualcosa? Ha detto tu pensi Lo vedi, cazzo? No. Ah no, poi ho studiato la storia. Cos'era, topo? È fermo da anni, l'avevano comprato dei meridionali e dopo lo hanno abbandonato perché c'erano troppi soldi per sistemarlo. Ristoratori. Che ballate, Guarda ragazzo la casa è in fondo, guarda che bello. Noi probabilmente arriviamo da quel paesino lì in fondo, sì, è 7 km, quindi sì, deve essere quello per forza. Ale, il tuo amico gatto, te lo ricordi? Quello che mi hai fatto perdere metà giornata per starla a tontonare col gatto? Amy? Sì, mi ha fatto perdere metà giornata con la cosa lì arancione, sì. Perché avevi anche tu la casa con le scale fuori? Nei borghi di montagna di una volta, almeno qua in Friuli, ma credo anche in altre parti d'Italia, che queste case qua, fatte su così in verticale, una volta finita la vita diurna per andare su a dormire, bisognava passare comunque obbligatoriamente dall'esterno al freddo per andare a dormire. E come mai? E probabilmente perché erano fatte separate? così. Per risparmiare da... No. Motori? Una volta le facevano così, adesso non so dirti la storia vera e propria. Guarda, però... mettimi le scagotte, no? Era freddo, vento e neve, dovevi andare fuori al freddo. Esatto. Sì, tiri a un muro che querzia e Sky era la stessa roba, se capisci tu. Nelle vecchie case coloniche anche in Veneto una volta non c'è le latrine, non erano fuori dalla casa. Sì, è il bagno, sì. Si può scrivere. Momento culturale, guarda che bella il zainetto di una volta per portare rame a legna. Che colori strani, un po' innebbiati. Cioè, pazzesco. E come direbbero i nerd, guarda che grafica, che risoluzione, altro che 4K, 5K, guarda che robe. Qua siamo oltre l'8K. Siete tornati bei io, sai. Cesco, vai? Dai. No, io... Dai che vi aspettate, madonna che terrenta, va su. Ma che vertigini, va su. Amo tanto Alessia, ma vuoi mettere sfondarsi di aglio? Questa è la seconda portata.
Ragazzi, cioè, boh, Hai basta, posato ciao, il tuo arrivederci. pittino? A volte penso quanto sono stato fortunato nella mia vita. Da una parte sì, sono stato fortunato a essere bene o male sano fisicamente, sano psicologicamente, avere un discreto cervellino che mi ha consentito di arrangiarmi, scegliere, discernere il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, il conveniente dallo sconveniente, e crearmi tutto quello che io ora sto vivendo. Cioè, anche il fatto che ora vivo in camper, posso andare in giro tranquillo, la mia partita IVA, lavoro dal camper, eccetera, è stata una mia scelta e soprattutto una cosa che io ho costruito col tempo, piano piano, con fatica, rischi, soprattutto anche rischi, insomma, ecco, con paure da affrontare e via discorrendo. Quindi sì, credo che salute e capacità intellettuali a parte, nulla mi è mai stato regalato. Quindi quel che fortunato che sono stato è così, con spudorata arroganza, che lo converto in quanto bravo sono stato, porca puttana. Eh sì, cioè, modestie veramente a parte, ragazzi, bisogna essere realisti nella vita, realisti. Ed è quando me lo raccontavano gli altri, tipo il Tiziano Terzani di turno, no? Che sembrava sempre impossibile, favole, cioè della serie lui c'è riuscito, io come mai potrei, no? Dopo ovviamente per riuscirci o non riuscirci ognuno ha la sua strada, ossia la sua predisposizione. Io non potrei mai riuscire nel fare l'attore, in quanto è una delle cose proprio che odio, recitare, mentire, fingere, no? Hai capito? E quindi io non potrei mai fare l'attore, però so fare ad esempio il web designer, no, mi è sempre piaciuto fare siti internet, grafichette, tutte quelle robe, biglietti da visita, sai, quelle cosine là, lì ci riesco alla grande perché è la mia predisposizione. Quindi seguire la propria predisposizione è tra gli obiettivi principali che uno dovrebbe porsi. Successivamente poi, ok, potrei avere il freno, no, inibitorio del rischio, ma anche lì cos'è il rischio, no? Cos'è questo senso, questo freno inibitorio, questo senso del rischio? Cos'è? È una paura, secondo me, direttamente rapportata a quanto tu hai da perdere. Ossia, io ho voluto riscalare un attimo la mia vita, vendere macchine, moto, tenermi solo un camper da barboni, perché puttana, avevo un camper da 4.000 euro che stava in piedi per miracolo, e cosa avevo da perdere? Hai capito? L'unica cosa che avevo da perdere era la mancanza del cibo, però anche là, avendo amici e parenti, dici un piatto di pasta e un bicchiere d'acqua non mi mancherà mai. E quindi, vedi, probabilmente tutta questa paura anche che tu hai del cambiamento, eccetera, è rapportata appunto a ciò che tu hai da perdere, che può magari non essere solo la sicurezza, no, di queste tue abitudini di vita, no, che sei abituato a alzarti, ad andare sempre col posto di lavoro e via discorrendo, ma può essere anche la paura di perdere un determinato standard di vita che magari col lavoro che magari non ti piace, che stai facendo in questo momento hai, e poi dici ma ok, non mi piace, ma chissà dopo cosa potrei trovare, non trovo lavoro, eccetera, hai capito? E quindi sei in qualche modo, passami il termine, schiavo, nel senso legato, no? A questo fardello che ti pesa ogni giorno di più. Pertanto il fardello ce l'avremo sempre e comunque, però forse è la sabbia o buona parte della sabbia che abbiamo all'interno di questo fardello la cosa di cui liberarci, la cosa da gettare a terra, un po' come le mongolfiere. Io ora non posso dire di essere realizzato, di aver raggiunto il mio obiettivo, no, cioè ringraziando Dio no, e adesso capirai perché io ho l'immensa fortuna di avere questa energia vitale infinita che non vuole farmi morire, cioè non vuole non tanto far morire il corpo, quello ok è una caratteristica di ogni specie vivente, ma non vuole far morire l'animo, ossia io non posso arrivare a una destinazione, dire ok, sono felice, vivo in camper, faccio il grafico, no, per me sarebbe morire. Quindi per il momento mi va benissimo così, è bellissimo, ok, sto godendo, volevo far questo, cioè non volevo far questo per sempre, volevo far questo, lo volevo fare, ci ho lavorato per farlo, ci sono riuscito, ok. Per il futuro ovviamente mai e poi mai
vorrei impormi di continuare così. Magari dopo continuerà così, ma questo non c'entra, questa è casualità, ok? Il punto è che per essere vivo devi essere sempre pronto al cambiamento, quindi dimenticare quella parola che io odio tantissimo, che adesso per fortuna è passata di moda, che era l'incoerenza. Sei incoerente. L'incoerenza è vita, il cambiare idea, il cambiare morale, il cambiare stile di vita, il cambiare progetto, il cambiare meta. L'incoerenza è vita. La tua casa è fra le nuvole, il deserto. La tua casa è fra le nuvole, il deserto. Dai che non ci lascio gli specchietti. La tua casa è fra le nuvole, il deserto. Un po' più stretto potevano farlo però. La tua casa è fra le nuvole, il deserto. La tua casa è fra le nuvole, il deserto. La tua casa è fra le nuvole, il deserto.